Ateter, la settimana prossima la Giunta regionale è pronta a varare un decreto per modificare i parametri. Intanto il sindaco di Treviso Conte conferma che nei prossimi giorni incontrerà il governatore Zaia. Un autotrasportatore polacco è stato multato e denunciato dalla polizia locale di Treviso. Durante una manovra con il camion ha distrutto la recinzione di un'abitazione e poi agli agenti ha mostrato una patente falsa. Incidente nel pomeriggio a Villorba, una Jaguar esce di strada e si ribalta nel fossato, ferite lievemente 2 persone che si trovavano a bordo. Dal pomeriggio di oggi fino a lunedì è allerta meteo, in arrivo nelle prossime ore una forte perturbazione, piogge e grandinate, temperature in calo di 10 gradi. Primo grande esodo estivo su strade e autostrade nel fine settimana, traffico intenso soprattutto in A4 e verso la montagna, le raccomandazioni della polizia stradale. Si cerca anche nel trevigiano Jack, il pappagallo amico di anziani e bambini scappato da Fossalta di Piave ieri. La sua padrona lancia un appello e promette una ricompensa a chi lo ritrova. Domani sera su Antenna 3 l'ultimo dei 4 spettacoli dei Papu per festeggiare i 30 anni di carriera. Con la consueta ironia racconteranno la storia della Zanussi, ora Electrolux. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. In primo piano il caro affitti Ater, perché ci sono importanti novità, perché mentre continua la mobilitazione con la raccolta firme dei cittadini e mentre il sindaco di Treviso Mario Conte conferma che ad inizio settimana incontrerà il governatore Zaia e l'assessore sociale Lanzarin, proprio dalla regione la settimana prossima potrebbero arrivare novità. Caro affitti Ater, dopo giorni di proteste da parte degli inquilini, il caso passa direttamente nelle mani del governatore del Veneto Luca Zaia. Adesso la questione è nelle mani del presidente Zaia, che mi ha assicurato che proprio ce l'ha lui e che nel giro di pochi giorni uscirà con un provvedimento che servirà a ricalcolare i canoni tenendo conto delle situazioni di difficoltà che in questi giorni si sono palesate. In pratica già la prossima settimana potrebbe tenersi una riunione di giunta che manderà un decreto regionale a modifica delle regole applicative della legge sugli affitti Ater. Andremo a tutelare tutte le famiglie che hanno messo da parte una vita di risparmi oppure la liquidazione di una vita di lavoro, certo però entro alcuni criteri e non salvaguardando grandi patrimoni. Quindi verrà rivisto il parametro dei 20.000 euro di reddito ISEE Ater, che prevede il calcolo anche del conto corrente, portandolo probabilmente alla soglia dei 100.000 euro complessivi. Correttivo per una legge che comunque andava aggiornata. Questa legge andava fatta perché siamo l'ultima regione che si è adeguata al calcolo ISEE e non più al solo reddito. Certo non sarà più possibile avere persone che hanno 400.000 euro in banca e pagano affitti irrisori come questa legge ci ha permesso di scoprire. Pensate che abbiamo scoperto in Veneto, non voglio dire dove, un cittadino che aveva 1 milione di euro in banca e viveva in un alloggio Ater. Va sottolineato che il governatore potrà agire subito sulle regole di applicazione della legge, che invece richiede un iter molto più lungo per essere riscritta, e questo a scapito di chi, se superiore ai 20.000 euro di ISEE Ater, entro 24 mesi dovrà lasciare l'alloggio. Per queste persone che hanno due anni di tempo per regolarizzarsi, vedremo tra un po' di tempo quanti se ne sono regolarizzati, quanti sono i casi che semplicemente riescono a regolarizzarsi, per salvaguardare appunto delle situazioni come quelle di pensionati o utenti deboli che meritano comunque la salvaguardia. Probabile nel decreto regionale è anche l'apertura al riscatto degli alloggi da parte dei residenti, mentre resta l'obbligo di versare il canone ricalcolato fino a nuova comunicazione da parte dell'Ater. La gente è chiamata a pagare ciò che gli è stato richiesto, che però gli verrà scontato nel caso in cui l'affitto dovesse essere ricalcolato in modo più basso nel futuro. In attesa dunque del provvedimento della Regione resta l'impegno del sindaco di Treviso Conte, ma anche del Partito Democratico, pronto ad ogni azione pur di tutelare non solo i cittadini meno abbienti, ma anche l'intero settore dell'edilizia residenziale pubblica. Non è giusto che con questa legge venga proprio toccato quel tesoretto piccolo in molti casi che è stato messo via. Quindi adesso nei prossimi giorni mi sentirò col governatore Zaia, con l'assessore Lanzarin, invierò anche una lettera dove chiedo di rinviare e spostare tutto almeno tra un anno. Convinto più che mai che il caro affitti debba essere congelato il sindaco Mario Conte, per evitare che i cittadini debbano sobbarcarsi subito un salasso che poi gli verrà restituito, forse diluito nel tempo.
Perché molti inquilini, soprattutto anziani, non vivono più tranquilli, sapendo che con questo notevole immediato aumento il bilancio familiare non torna più. E per questo anche ieri al centro civico di Santabona in tantissimi hanno firmato una lettera aperta al governatore Zaia. Ovvero la sospensiva immediata di questo regolamento che crea delle tensioni notevoli nelle persone che abitano soprattutto nei quartieri popolari. È un'ingiustizia quella che stanno facendo sinceramente. Una vita che lavoro, sono andata in pensione, metti da parte perché pensi la vecchiaia perché sono da sola e tutto quanto. Chi è dopo che mi assiste a me? 72 anni che abito, 72. Sono venuta qua che aveva pochi mesi. Ma insomma un po' di speranza c'è dopo questo incontro? No, non ho speranza. Qui che viene dopo, i grandi appartamenti nuovi. Ho portato anche i fogli che sono disoccupata da 3.000 giorni, quindi non da un anno. Mi hanno chiesto come andavo avanti, ho detto vado avanti con i sussidi prima del comune e adesso con i 300 euro del reddito di cittadinanza. Anche il Partito Democratico si è mosso per cambiare la legge che vale per tutto il Veneto. La cosa che mi stupisce di più è lo stupore della Lega, delle due l'una, o i consiglieri regionali e Zaia sono in malafede oppure non sanno fare il loro lavoro, cioè non sanno quello che hanno votato in Consiglio regionale. Con il gruppo regionale del Partito Democratico abbiamo convenuto di portare nei consigli comunali di questi giorni un ordine del giorno in cui si impegna il sindaco a portare avanti questa istanza di cambiamento della legge e ovviamente poi il lavoro principale lo faranno i nostri consiglieri regionali in Consiglio, in cui si cercherà appunto di bloccare gli effetti dirompenti di questa legge. La cronaca è fuori pericolo, ma restano gravi, seppur stazionarie, le condizioni del 14enne di Montebelluna, ricoverato all'ospedale di Belluno e coinvolto ieri in un incidente tra Fenere e Alano di Piave. Il ragazzino si trovava in sella ad una bicicletta insieme ad un'amica di 15 anni, anche lei sempre ricoverata all'ospedale di Treviso. Le sue condizioni restano sempre molto gravi ed è in prognosi riservata. I due ieri durante una discesa si sono scontrati contro un furgoncino. Un autotrasportatore polacco è stato multato e denunciato per aver dato agli agenti della polizia locale di Treviso una patente falsa dopo che con il suo camion per una manovra errata aveva danneggiato la recinzione di un'abitazione. Una manovra sbagliata e il camion danneggia questo muretto di recinzione di un'abitazione. Protagonista un autotrasportatore polacco di 40 anni residente nel Trevigiano che ieri si trovava in una laterale di via Feltrina a Treviso per scaricare del materiale in un cantiere quando il camion ha urtato il muro. I proprietari dell'abitazione hanno chiamato la polizia locale che, giunta sul posto prima di effettuare i rilievi del caso, ha chiesto all'autista del mezzo pesante la patente di guida. L'uomo ha tranquillamente mostrato il documento rilasciato nel 2015 e valido fino al 2030, ma gli agenti, guardando attentamente la patente, si sono insospettiti per alcuni piccoli dettagli difformi rispetto al modello ufficiale adottato dalla Polonia. È risultato così che l'uomo era già titolare di una patente italiana scaduta nel 2007 e mai rinnovata. Per l'autotrasportatore sono scattate una serie di sanzioni amministrative da 500 a 2000 euro, il sequestro del mezzo per 2 mesi e la denuncia alla procura per una serie di reati con pene che vanno fino ai 3 anni di reclusione. Da segnalare che l'incidente è accaduto a pochi metri dalla palazzina abitata da 7 persone fatta evacuare qualche giorno fa per un cedimento strutturale. Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Villorba, intorno alle 14:40 in via Scattolon. Una Jaguar è uscita di strada e si è ribaltata nel fossato che costeggia la strada. Fortunatamente le persone che erano a bordo non hanno riportato gravi conseguenze. 2 passeggeri sono stati trasportati al Caffoncello dai sanitari del SUEM, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Auto a fuoco e paura all'alba di oggi a Montebelluna. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco d'urgenza all'alba di oggi a Montebelluna per l'improvviso incendio di un'auto in via Palmiro Togliatti. Grande paura per l'automobilista al volante che alle 5 del mattino si è visto prender fuoco la macchina in corsa. Prima il fumo dal motore, poi le fiamme. Il malcapitato ha fatto in tempo a scendere, ma quando sono arrivati sul posto vigili del fuoco e carabinieri, l'auto era già stata avvolta dal fuoco provocato con tutta probabilità da un cortocircuito. Danni ingenti alla vettura, mentre il tempestivo intervento dei pompieri
pompieri ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero a veicoli o strutture vicine. Traffico da esodo d'agosto su strade e autostrade, oggi e domani soprattutto in A4 e verso la montagna, con l'incognita dell'ondata di maltempo che nella serata e nella giornata di domani continuerà ad interessare il Veneto. L'allerta della Protezione Civile è diramato fino a lunedì mattina. Intanto, per chi si mette alla guida, arrivano le raccomandazioni della Polizia Stradale. Un sabato e domenica di grandi spostamenti, rete autostradale congestionata in molti punti, difficoltà in A4, ma anche lungo statali come la Lemagna, l'Adriatica o la Romea. Non basta lo stop ai mezzi pesanti, in vigore questa sera fino alle 22 e di nuovo domani a partire dalle 8 per risolvere il problema traffico nel fine settimana che si affaccia al mese clou delle vacanze, agosto. È l'occasione anche per ricordare a tutti gli automobilisti, a tutti gli utenti della strada, quelle che sono le regole principali per affrontare queste situazioni di spostamento in condizioni di traffico davvero intenso e problematico, e quindi la massima concentrazione alla guida, l'assoluto divieto di utilizzare bevande alcoliche o sostanze stupefacenti, neanche a dirlo, e comunque la massima concentrazione nella guida, l'utilizzo di tutti i dispositivi di protezione, quindi le cinture di sicurezza anche nei sedili posteriori, la velocità moderata ed evitare di distrarsi visto il dilagare di incidenti causati dall'uso dello smartphone alla guida. Lasciamo stare il telefonino per qualche ora, almeno finché siamo in viaggio, e avremo tempo e modo di recuperare quando arriviamo a destinazione. Con dei rallentamenti pressoché inevitabili oggi e domani, con l'unico conforto di temperature ritornate sopportabili. In viaggio anche molte famiglie, da qui le raccomandazioni legate ai bambini. È evidente che i bambini meritano la massima delle nostre attenzioni, quindi sempre l'utilizzo dei dispositivi ove previsti per loro, dei seggiolini, degli strumenti per la loro circolazione, le cinture allacciate sempre, e una raccomandazione a tutti coloro che sono in macchina con loro che alle volte conviene sopportare magari anche un pianto o un'urlata o un rumore di troppo, piuttosto che cercare qualche manovra dai sedili anteriori a quelli posteriori per evitare di sentire questi rumori, o magari slacciare una cintura proprio per smettere di sentire uno strillo, che potrebbe essere poi una scelta assolutamente tragica. Fondazione Oltre il Labirinto ha inaugurato a Vascon il nuovo laboratorio polifunzionale per l'autismo. Il nuovo spazio si aggiunge ai laboratori di pasticceria, gelateria e alle serre che ospitano da oltre 5 anni attività di inclusione di persone affette appunto da autismo. Chi è affetto da autismo deve poter trascorrere una vita dignitosa come quella di tutti gli altri. Si occupa da 10 anni di perseguire questo obiettivo la Fondazione Oltre il Labirinto, che ha inaugurato a Vascon, nella sede della cooperativa alternativa, un nuovo centro dedicato ad adulti e ragazzi con questo grave disturbo. Le persone con disabilità e quindi anche gli autistici hanno, come tutte le persone, la necessità di avere una vita in cui ci sia un riconoscimento di un ruolo personale che è commisurato alle potenzialità, alle abilità di ognuno di noi, e quindi questo può essere fatto solo all'interno di una realtà che è la realtà quotidiana di tutti i giorni. Offrire alle persone affette da autismo delle risposte che guardino al presente ma anche al futuro. Vanno in questo senso le innumerevoli attività ospitate nel laboratorio polifunzionale di Carbonera. Ci mancava uno spazio dove poter includere i ragazzi in diverse attività, soprattutto gli adulti, ma non solo gli adulti, anche i minori, che troveranno uno spazio per dei progetti di non solo inclusione ma anche di socializzazione. Il prossimo ambizioso passo è quello della residenzialità. Oggi noi abbiamo trovato questo, chiamiamolo hub di inclusione lavorativa e sociale. L'ultimo tassello è quello di avere questa residenza che non sarà un centro di tantissimi ragazzi, ma al massimo per 5 ragazzi, dove però poter finalmente includere e portare a vivere questi ragazzi. L'ingrediente che proprio non poteva mancare per la realizzazione di questo laboratorio è stata la generosità dei cittadini trevigiani. È un esempio positivo di come la beneficenza porti dei risultati concreti e dei benefici reali per il nostro territorio. Di questo sono assolutamente soddisfatto.
Si cerca anche nel trevigiano Jack, il pappagallo cacatua bianco con ciuffo giallo, senza un occhietto e una zampina, scappato ieri da Fossalta di Piave. Il volatile fa parte del progetto sociale Vogliamo Esagerare ed è un grande amico degli anziani e dei bambini. Jack potrebbe essersi rifugiato in qualche zona nei pressi di Fossalta di Piave, Zenson, Ponte di Piave o Salgareda. Della scomparsa sono stati avvisati anche i carabinieri forestali. Se qualcuno lo trova lo dovrebbe portare subito a casa o dal veterinario, dice la sua proprietaria Katia Danieli, che promette una ricompensa a chi lo trova. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità. Restate con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di noi e della nostra programmazione, perché domani sera andrà in onda su Antenna 3 l'ultimo dei 4 spettacoli dei Papu per celebrare i loro 30 anni di carriera. Con la loro consueta ironia racconteranno i 100 anni di vita della Zanussi, ora Electrolux. 100 anni di lavoro, 100 anni di benessere, un secolo di lavoro alla Zanussi. Zanussi Electrolux, una storia lunga 100 anni raccontata con la consueta ironia dei Papu, che nel loro spettacolo, l'ultimo dei 4 appuntamenti che hanno caratterizzato le domeniche di luglio su Antenna 3, hanno dato molti spunti di riflessione. 100 anni, in sostanza. Sì, 100 anni facendo bene i conti. Dalla fondazione. È un secolo. 100 anni di Zanussi Electrolux. Oddio, più Zanussi che Electrolux. Sì. 68 di Zanussi, 32 di Electrolux. Il duo comico più famoso del nord-est ripercorre la storia dell'azienda di elettrodomestici, la vita degli operai in fabbrica, le battaglie sindacali portate avanti negli anni. Non siamo robot, 10.000! Mettiamo i robot? E noi scioperiamo. E allora non vi paghiamo. E io ogni 3 salto uno, ogni 3, no, questo è il terzo, lo salto. Scioperare tutti, scioperare meno! No. Poi ci si ritrova nel dietro le quinte di una festa organizzata per celebrare i 100 anni. Ed ecco iniziare un immaginario colloquio tra 2 personaggi, anch'essi immaginari, un dirigente e un operaio. Un lungo botta e risposta che ripercorre la nascita e la crescita della Zanussi, paragonata ad un enorme aereo. La Zanussi vola, spinta dal talento, dal coraggio, dalla determinazione di un uomo di nome Lino Zanussi, che assieme al suo staff decreta il successo dell'azienda. Poi ecco comparire sul palco una poltrona vuota. Signori, Lino Zanussi! Buonasera, signor Lino. Allora? L'omaggio finale è proprio per Lino Zanussi. Qui ci sono gli operai che hanno lavorato con suo padre, con lei e dopo di lei, e che lavorano ancora oggi alla attuale Electrolux. Sì. L'applauso che sta sentendo è per lei, per quello che ha fatto per la nostra città e per tutto il nostro territorio. Ridare nuova luce a territori devastati e dimenticati è l'attività di lavoro alternativa che il progetto Scuole Outdoor in Rete propone negli istituti. Campus di lavoro dall'isola di Capraia all'Elba, dal Monte Grappa e per finire al Comelico, allo scopo di riparare i forti danni che il ciclone Vaia ha causato al territorio. Non solo ore di lezione al chiuso in un'aula per gli studenti del Liceo Canova di Treviso, promotore dal 2007 del progetto Scuole Outdoor in Rete, che mira a una formazione sul campo e che sempre più spesso sostituisce le gite tradizionali. I ragazzi lavorano concretamente nell'ambiente per migliorarlo e per renderlo più turistico, più accettabile, più fruibile da parte della popolazione, da parte dei turisti. Il progetto, verso il quale ha dimostrato interessamento anche il MIUR, oggi coinvolge più di 20 scuole tra Veneto, Friuli, Emilia-Romagna e Toscana. Lo scopo è quello di conciliare tra loro il miglioramento dell'ambiente e lo sviluppo di importanti competenze nei ragazzi, tecniche e proprie del loro indirizzo scolastico. Nella prima parte in genere si dedicano delle ore
2 giorni al lavoro manuale, mentre le altre giornate sono giornate anche di confronto, di studio, di approfondimento e di conoscenza dell'ambiente, esplorando attraverso appunto dei trekking. Uscite legate anche alla stretta attualità, come quella in Comelico dello scorso giugno. Come Retia non potevamo restare insensibili o distanti da un evento che ha appunto distrutto parte del nostro territorio, quindi per noi era importantissimo coinvolgere gli studenti soprattutto del Veneto, soprattutto della provincia di Treviso, nel partecipare a questi campus di lavoro che sono iniziati a giugno di quest'anno, continuano a settembre e continueranno anche l'anno prossimo. E siamo alla pagina con le notizie dal Bellunese. Nel precedente servizio abbiamo visto i ragazzi impegnati sulle montagne colpite dalla tempesta Vaia, montagne bellunesi che tornano a tremare per il maltempo. Uno smottamento ha danneggiato la condotta dell'Enel a Soccol di Taibon a Gordino. Nella notte un fiume d'acqua ha invaso un'abitazione, danni ingenti ad attrezzi di lavoro e al legname già accatastato per il prossimo inverno. Sentivo sto rumore forte di acqua e sono andato a vedere e ho capito che c'era qualcosa che non funzionava, però è buio, non si capiva bene dove. Siamo a Soccol, una frazione di Taibon a Gordino. Questa notte, attorno a mezzanotte, a causa di un guasto alla condotta dell'Enel che è proprio lassù, su questo versante, è fuoriuscita una quantità impressionante d'acqua. Quest'acqua si è riversata a casa del signor Agostino. Praticamente qui si è riempito tutto, era a livello di qua, perché qui non c'ho sfoghi, lì si vede il livello dove era arrivata sta acqua. Mi è andata dentro, qua io ho tutto interato, io sono un artigiano, un casino di materiale qua, ho dato pala, meccanica, l'unimovo, attrezzatura. Guardate i segni dell'acqua, guardate fin dove è arrivata l'acqua in questo garage che è stato completamente invaso da acqua e da fango. Qui dove erano ricoverati gli attrezzi, guardate sul muro il segno dell'acqua, qui l'acqua è acqua e fango ancora a terra, tutto il materiale completamente inutilizzabile. C'è una ruspa che sta cercando di portare fuori perlomeno tutta la legna che Agostino aveva fatto per l'inverno, tutto materiale da buttare. E adesso bisognerà ricominciare da capo. Laggiù la casa di Agostino Cadorin, qui sotto invece le condotte dell'acqua dell'Enel, e la situazione dà da pensare che probabilmente di guasto non si sia proprio trattato, perché è visibile uno smottamento, un movimento franoso che potrebbe avere causato la rottura delle condotte e quindi la fuoriuscita dell'acqua che ha completamente invaso la casa di Agostino Cadorin. E intanto si continua a lavorare per ripristinare la circolazione viaria e per garantire la sicurezza dopo gli smottamenti di ieri pomeriggio. Siamo sulla strada che da Rabba porta al passo Pordoi. Il cartello stradale è inequivocabile, la strada per il passo è chiusa da ieri a causa di 5 smottamenti, 5 frane in rapida successione che hanno bloccato la circolazione per il passo Pordoi. Da ieri Veneto Strade sta lavorando senza soluzioni di continuità, si è lavorato anche nella notte alla luce delle cellule fotoelettriche per sgomberare la carreggiata dal materiale che è precipitato all'altezza di Ponte Vauz. Chiedo a Francesco di girarsi un attimo per farvi vedere un'auto che viene dalla Slovenia e che probabilmente è stata tratta in inganno dal malfunzionamento che ci ha confermato Veneto Strade di un segnale di cartelli luminosi che si trovano ancora sulla Gordina al Peron di Sedico che indicano che il passo è aperto. Il guasto è stato segnalato a Veneto Strade e risolto nella tarda mattinata. Per i tanti turisti ignari del divieto l'unica opzione è stata il dietrofront. Ci dice qual è la situazione? Ma si sta lavorando ancora, non si sa quando si aprirà di preciso. Intanto stiamo vedendo che si stanno addensando le nuvole. Appunto, quello è sarà un altro problema, staremo a vedere, speriamo in bene perché qua
Già, l'allerta meteo crea apprensione, esattamente come i tronchi d'albero schiantati al suolo che incombono minacciosi sulla viabilità dell'Alto Agordino. Si spera nella loro rimozione in tempo utile, prima delle prossime piogge, prima del prossimo autunno. Un'ultima notizia di cronaca: filmano una ragazzina che si scambiava effusioni con un coetaneo in un bagno pubblico di Belluno e diffondono il video sui social. Guai seri per 2 minorenni bellunesi, già con precedenti penali e per questo seguiti dai servizi sociali. I fatti risalgono ad un anno fa e la notizia è stata diffusa dalla Questura d'intesa con la Procura dei minori di Venezia come monito sulle conseguenze che episodi del genere possono comportare. Nella fattispecie uno dei 2 minori è accusato, oltre che di detenzione di materiale pornografico di minori, anche di tentata violenza sessuale, poiché aveva cercato di costringere la ragazza ai rapporti sessuali in cambio della cancellazione dei video. I 2 giovani sono stati già rinviati a giudizio e collocati in comunità. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata e buon fine settimana. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Sarà una domenica con tempo perturbato sul nostro territorio a causa di correnti più fresche e instabili nord-atlantiche. La situazione del 28 luglio nel dettaglio. Sul Veneto avremo condizioni di tempo spiccatamente instabile per tutto l'arco della giornata. Sulla nostra regione infatti avremo precipitazioni temporalesche anche particolarmente forti e accompagnate da locali grandinate. Il clima sarà decisamente più fresco con valori termici minimi tra 18 e 21 gradi. Per quanto riguarda le temperature massime invece queste oscilleranno tra i 22 e i 25 gradi e anche la sensazione di afa sarà decisamente in attenuazione. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia con rovesci e temporali diffusi un po' dappertutto. Attenzione perché non si escludono anche qui dei fenomeni anche intensi, tuttavia migliorerà nel corso della nottata. Temperature minime tra 20 e 22 gradi, massime più fresche, oscillanti tra i 24 e i 25 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà pressoché identica, con cattivo tempo dappertutto e con rovesci localmente anche forti. Temperature anche in questo caso in calo con minime sui 18 gradi, massime sui 25 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.